Allora, l'aria della terra, così come l'aria, tanto dalla cornice è un terra, accanto qui sarà un terra. Allora adesso la devono assieme, e adesso mi devo occupare, impariamo dagli arredi stessi, dagli altri oggetti. Altri oggetti, c'è scritto la misura. Per esempio, ho chiesto Roma, c'è scritto che altro 9 tefachini, perché quelli che fuori è stato 9 tefachini, cioè c'è l'arte di 9 tefachini e il caporetto è altro di 9 tefachini, perché sono proprio un gesto più piccolo per quelli indicati nella Torah come fonte, come base per dire che il cappone è altro gesto. Allora il fatto è molto semplice, poi vediamo prima la differenza. Questo è un detto, un proverbio che dice così: tapasta per un bello, tapasta un altro tapasta. E se cerchi di afferrare intanto il mondo, lo tapasta. Non ce l'hai, non la prendi, tapasta un altro tapasta. Se cerchi di afferrare il poco, ce l'hai, lo prendi. Qual è l'equivalente italiano? Il toppone come la crisi. Nel senso che noi non sappiamo quanto è alto questo cappone. Allora dice, se prendiamo la misura minima degli oggetti, che per analogia non sarà inferiore a quello là. Dice, no, se ti vuoi prendere, prendi quello grande. E quello risponde, sì, ma come non lo sappiamo da te? Se noi facciamo riferimento a quello grande, poi dopo esce fuori che invece c'è un'altra cosa per me, allora se noi prendiamo il piccolo, sicuramente almeno il piccolo, la misura del piccolo c'è. E abbiamo. Ok? Allora, da parte un bello tomato, da parte un altro lato, dopo volevamo una spinta. Adesso arriverà la scopietta e dice, sì, aspetta, oltre alla cornice c'è un altro arredo, viene letto il sit, chiamiamo dal sit. Sit che cos'è? E andava la parola sit, è una frangia che portava il Cohen Gadol nei vari vestiti che c'aveva. E questa frangia, che c'aveva in fronte, è il comando. Che taglia, come è detto, che dov'è che mi sta Shazab, questo sit, questa frangia, assomiglia a una lamina d'oro della parte svolta dell'altra due dita. Allora qui vediamo che qui c'è una componente del tabernacolo dei vestiti dell'altra due dita, quindi potremmo dire che il cappone non è alto un tefach, ma è alto due dita. Perché è importante questa discussione? Così vediamo come due dita è ovviamente meno di un palmo, no? Queste due dita, questo è un palmo, ok? Quindi se noi dicessimo che il cappone, che il coperchio della roba è alto due dita e non un cappone, se la parola c'è scritto, dobbiamo dire dobbiamo arrivare a 10, perché se fosse così arriveremo a 9,2 e salta tutto il discorso, perché noi vogliamo sapere da come è stata la due dita. No, questo è ovvio. E che il cappone tra la ci ha detto quanto è lungo e quanto è largo. L'unica misura che manca nel cappone è l'altezza. Quindi nelle due dita dobbiamo stare. Ma la Mishnah dice che l'altezza minima da Sukkah è 10 tefachim. La Gemara vuole sapere, ma chi gliel'ha detto la Mishnah che deve essere 10 tefachim? Allora la Mishnah dà come ipotesi che tu pari dalla Rol a Kodesh, dalla Catanza, perché alza 10 tefachim. E guarda, chi ti ha detto che la Catanza alza 10 tefachim? Una cosa si che alza 9 e poi del cappone. Allora dice il cappone da un tempo, ma chi ti ha detto che il cappone è da un tempo? Questo è il procedimento. E se no non sono io. Allora infatti qui la Gemara dice, vabbè, ma non potremmo dire che il cappone è alto due dita, devo pensare a quello che allora, per la faccia del corso, un capo delle ore, questa franja, questa lamina d'oro, forse se guardate nei vestiti del quadratore in qualche illustrazione lo vedete, questa banda d'oro che contorniava il turbante del quadratore. Con un'indizione, con l'hai letto dopo? No, lo ricordi,
la casa, e che c'era scritto la statua l'altezza e c'era scritto su questa banda loro Yud Kei Mela, le lettere di Hashem. Qui ne invece soltanto due, in realtà erano tutte e quattro le lettere del nome del tetragramma. Qui mette Yud, che è la lettera Ei, ma per indicare tutte e quattro, la Talmud non vuole dire tutte e quattro perché c'è il divieto di pronunciare anche di scrivere il nome di Hashem senza motivo, perché gli libri era proprio scrivere, ma qui stiamo studiando, non c'è sentire, infatti noi diciamo Hashem quando studiamo, ma se lo pronunciamo invece correttamente nelle che volte ne va. Ok? Adesso qui dice, ascoltate, allora questa banda c'era su due righe scritto il nome di Hashem, che è Milamala, il nome di Hashem in alto, del Kodesh Lamed Milamata, adesso qui, scusi un attimo, come Hashem. Kodesh vuol dire tanto, Lamed, la Lamed in Milamata vuol dire per, Milamata in basso. Il caso sarebbe tanto per il Signore, sarebbe Kodesh l'Hashem, soltanto che Hashem è scritto in alto e Kodesh è scritto in basso. Questo è quello che dice questo insegnamento qua. Perché è scritto così? L'Hashem in alto e Kodesh in basso? Perché è un problema di santità. Il nome di Hashem è il nome più santo che mette in alto. La parola Kodesh vuol dire tanto, ma è santa la parola Hashem è scritto in basso. Poi nei commenti la scritto una cosa noi adesso andiamo a vedere. Scrivere lungo infatti la discussione tra i commentatori e adesso qui nel testo sono le varie combinazioni che c'è scritto Hashem Kodesh Lamed, no? Però noi abituato a leggere prima scrivere lungo la parola, allora bisogna mettere Kodesh Hashem. Allora per mettere in alto allora si può mettere Kodesh a destra e Hashem a sinistra, quindi uno legge così Kodesh l'Hashem, bene? Oppure un'altra possibilità è mettere Kodesh l'Hashem, in questa maniera l'Hashem non sta mai sotto un'altra parola. Posso fare la comunicazione, se mette la lavagna lo farei vedere. Ma è questa regione per cui ci sa l'esempio di Medusa anche nella discussione la parola più ignorante. Certo. Ok? Adesso, allora qui dice che aveva su due righe. Adesso però vediamo che c'è un altro signore che vede la sua riga e la fonte indovinate dov'è? Mentre io a invece della pagina 9, giusto? Okay. Allora, poi la pagina vediamo se io c'è ancora la religione in mezzo. Sì, no, ma no, devo girare le pagine. No, devo. No, c'è tutto. No, devo cambiare pagina. Ma non vedo la ok, adesso vediamo una grandina. Ok, allora vediamo la domanda. Vediamo quale può essere la fonte. Qui ha detto che sta scritto su due righe, che è il Kodesh l'Hashem. Adesso viene un altro verso e dice, no, era scritto su una terza riga. Perché io ho visto, dove l'ha visto? A Roma, l'ha vista a Roma. Perché non sa venire a Roma? No? Adesso poi ora vi racconto com'è che l'ha vista a Roma. Aspetta, un po'. Chiamare a Bilatà, la testa da Bilatà meravigliosi, figlio meravigliosi, a Irreti Veroni, io l'ho visto a Roma e da Cuba la Kodesh l'Hashem che ci sta qua. Ed era scritto Kodesh l'Hashem in un'unica. Poi dopo, commentatori dopo non accettano il Signore, dicono, no, può essere scritto sia un modo che nell'altro. Infatti lui a Roma abbia visto come questo modo non vuol dire, cioè alcuni facevano modo e questo non è. 40 non è che il motivo era Tirino. Va bene? Adesso prima di andare avanti con la discussione, con cosa ci faceva Rabbi Eliezer della Biosfera Roma. Allora, ed è raccontato un altro brano nel Talmud che sta nel trattato di Neilà, non Neilà, Neilà.
Allora lì si parla dei decreti anti-giudaici, in questo caso il termine giudaico corretto, perché Giudea era stata catturata da Roma, conquistata da Roma. Allora, i decreti contro gli ebrei vertevano in particolare su tre discorsi: sull'amministrazione dello Shabbat, perché i romani non volevano che gli ebrei riposassero di fatto, sulla Milà e sul fatto che gli ebrei rispettassero le norme della Milà, cioè di non avere rapporti con le proprie mogli durante il periodo mestruale fino alla fase prima. E quindi si davano queste tre norme. Allora andò prima un rabbino a Roma e dice lì, il trattato di Neilà, che si fece la conciatura dei capelli come i romani per non farsi riconoscere come ebreo, quindi si fece tutto bene che cosa poteva, comunque si è scritto che fece una conciatura particolare, andò a Roma e cerca di convincere le persone importanti di Roma a annullare questi decreti. E gli dice: se voi volete annientare i vostri nemici, in che maniera si può fare? Poverirli, giusto? Allora, se gli ebrei non lavorano il sabbato, saranno più poveri, come notoriamente sanno gli ebrei che se lavorano un giorno di meno pensano che non guadagnano abbastanza, e allora dice: c'è ragione, annulliamo il decreto contro lo sabbato. Se vogliamo annientare i nostri, almeno indebolire anche fisicamente i nostri nemici, che possiamo fare? Facciamoli da là, che evidentemente non era considerata a quell'epoca una norma che preservasse la salute alla difficile, quindi a quell'epoca evidentemente forse non lo sapevano, e quindi pensavano anche che fosse un modo di indebolire le persone. Quindi questa è la ragione. Non annulliamo il decreto contro la vita, è una cosa. E poi, se volete indebolire l'altra popolazione, che magari si può fare, cercare che non facciano troppi figli. Se gli ebrei non possono avere rapporti durante qualsiasi giorno, ma stanno una dozzina di giorni in cui non possono avere rapporti, faranno meno figli e quindi saranno di meno, e questa maniera sarà un popolo più debole. Non vogliamo solo vedere. Il problema è che poi dopo scoprono che questo qui è un ebreo, allora rimettono i decreti. A questo punto decidono non mettono per gli Adriano, quindi nel senso per anche se non sono sicuro, però allora sì, anche perché è coinvolto la riattivare nella nuova Barco Basso, funziona questo. Allora decide di mandare una delegazione a Roma e qui anche la diciamo Mario Castro, quello lo so, e anche la via Inese dalle Abbioti, già una sua interessante per loro, e scelgono la Bishop Barifai, perché la Bishop Barifai è uno che sa fare i miracoli, come è descritto in altri parti del mondo. Per mandare qualcuno a Roma, adesso hanno capito che non possono più camuffarsi da romani, pensate che scopriremo subito, e quindi possono contare tutt'altro sulla propria capacità e magari sull'abilità di fare miracoli per sopravvivere, che questa delegazione sopravviva ai noi. E quindi la Bishop Barifai, che naturalmente noi che facciamo miracoli, è uno della delegazione, ma insieme alla Bibbia del Barabbiotto. Quando arrivano a Roma, a un certo punto la faccenda era che c'era la figlia del governatore che nel Talmud è chiamato Chesare, però probabilmente non era l'imperatore, era stato un Chesare in genere, un pezzo importante, la cui figlia, così sembra di capire dal Talmud, era stata posseduta, oggi diremo da un dipuk. Sì, usa un altro termine, il Talmud è Semaione, un altro termine. Era stata posseduta da questo dipuk e quindi era impazzita. E quando arriva la delegazione, il governatore chiede a uno di queste ravine sul terreno che Bishop Barifai di intervenire, e la Bishop Barifai riesce a far uscire il dipuk dalla figlia del governatore, il quale quindi chiede a Bishop Barifai e alla Bielese che cosa può realizzare. Intanto annulla i decreti, grazie a questa delegazione che è venuta a Roma. E poi chiede che cosa posso fare per dedicarmi con voi, e allora la Bielese gli dice: fateci vedere gli arredi del tempio che stanno qui da voi.
non so se questa storia vi ricorda qualche cosa dell'epoca recente. Quando facciamo parte di stata rigida, sì, anche perché quando il Papa è andato in Israele e anche quando i latini capi in Israele sono venuti qui, si dice che gli abbiano detto, la Bibbia, fare la visita nei sotterranei del Vaticano, vedere se c'è la memoria. Quanto poco così semplice che il Papa porta a per dire che un congregato in Israele vada giù nei grandi magazzini del Vaticano a vedere se c'è la memoria. Comunque questa è la cosa. E la Bibbia è che si vede questo tipo del quale però viene anche altre cose, il parofet, il manto, la cortina il codice codicino, tra gli altri dettagli degli arredi del Tempio che sono scritti quella del Talmud. Adesso la Gemara dice alla seconda riga, no, il Tzitz, allora parliamo del nostro argomento, quindi abbiamo detto che il Tzitz è largo 2 dita e quindi c'è chi ha detto la maglia precedente che potrebbe essere questa la fonte dell'altezza del cattolico, quindi il cattolico è largo 2 dita e non un pefferto. Allora che vai a rispondere, no, questo non lo possiamo dire, da Micheli si può imparare un oggetto da un oggetto, venendo da Micheli metascita, la terza non si impara l'altezza, la misura di un oggetto da un tascito. Il tascito è un ornamento, un vestito. Lo tzitz è una benda che è un vestito, non è un oggetto, propriamente parlando. E quindi se si impara l'oggetto si fa un oggetto, si parla di tzitz si parla di tzitz. Quindi non può fare l'analogia con questa bandana, ecco se non cerchiamo questa bandana e i capponi, perché sono cose diverse. Terza via, Benevet Minisa, in Zer, volevo imparare dal Zer che era una cornicina sopra la cornice. Lo spiega anche perché se avete presente in certi mobili che ci sta, oltre alla cornice, ci sta una cornicina fatta così integrata, che era qualcosa che c'era nel caso del Zer. Chiamarma Zer Nashu, che questa cornicetta, per esempio, la parola Nashu, era alta, una qualsiasi misura, una minima misura. Allora anche qui risponde, l'altra riga, da Nicheli, da Nicheli eccetera. Si può imparare la misura di un oggetto da un altro oggetto, ma non si impara la misura di un oggetto da un accessory, da un ornamento di un oggetto, di qualcosa di accessorio. Come se fosse appunto un qualcosa che va sopra, questo fa l'altro esattamente come dovrebbe essere, secondo l'opinione, la cornice del tavolo, cioè un rialzo così e sopra c'era un'altra cornicetta. Ma questa cornice qui è parte grande del tavolo, ma questa cornicetta sopra è un accessorio e questo si usa. Allora, guarda lì, gli altri, alla fine, se è così, in spiegare male il certo anche la cornice, anche questa qua, quindi vedete il tanto integrante, ma qualcuno la può considerare come un accessorio. Mi scaldò le massa a allora dice no, perché con questo caso qui, come è fatto qua, questo è in alto, c'è una figura che dice che la cornice è in alto, ma c'è un'altra figura che dice che la cornice stava in basso, e quindi era parte integrante del tavolo e non era accessorio. Terza riga, Anita le manda, va bene, per quello che ha detto che la cornice stava in basso, ma nella manda mano il creatore malaita, per quello che dice che la cornice stava in alto, ma essa è mena, che c'è da dire? Qui la Gemara sta cercando di mettere a posto tutte le varianti. Se c'è un'opinione che dice che la cornice era in alto, allora questo discorso non va bene. Se la cornice in alto è accessoria, che accessoria non può essere fonte del capote, quindi il discorso di no, almeno per quell'opinione non sappiamo da dove imparare che il capote sta sul cielo. Allora, hai accessori sarebbe un accessorio. E là dice la Gemara, l'interagine tra morfolare si impara, si può fare l'aggiornamento da qualcosa su cui la Torah ha dato la misura, il Tarash nazionale porta la mità, da una cosa in cui pure la Torah ha dato la misura, gli altri tipi di non possono
non possono entrarci nella dimostrazione né il fissa, né questa bandana, né il semaco, se non attraverso la vita strana, su cui la Torah non ha dato alcuna misura, nel senso che apporta alcune misure le dà, e quindi dobbiamo cercare qualcos'altro in cui questa misura. E non possiamo utilizzare per sapere la altezza del cappone né la cornicetta né la bandana su cui la Torah non ha dato alcuna misura. Controlla tutto, è già controllato tutto di nuovo, e quindi ancora non sappiamo. La buona mano beata, da qui lo possiamo imparare. Quindi adesso la luna dà un'altra possibilità per trovare l'altezza del cappone. Quindi tutto questo discorso che abbiamo fatto Roma, era ormai è superato. La larghezza e la profondità del coperchio dell'arca erano le stesse? Era un metro e mezzo, una mano e mezzo e poi la buona mano, vedete? Adesso la luna cambia prospettiva. La luna dice, e impariamo da qua, alternanza fuori del scherma, letteralmente sulla faccia del cappone, del coperchio, scherma, verso dietro. È un versetto dalla Torah, la stessa. Vaikra per Natale, Levitico 16-14. Okay? Allora, dovrebbe essere la battaglia della morte la che leggiamo a Titu. Allora, perché lì c'è tutto il viso che si può già con la terra. Allora, sulla faccia del cappone c'è il coperchio verso dietro. E il problema è che non dice alla capolita, ma bene a capolita, che è la faccia del cappone. Allora qui la Gemara dice, se si parla di faccia, guardiamo quanta è la faccia. Allora, è un panino, ma quanto tempo? E la faccia non può essere alta meno di un palmo, di un terzo. Questo è quello che dice la Gemara. Adesso la Gemara dice, a chi te l'ha detto che la faccia è alta un terzo? Reina gli atti del vario panini, diciamo che io come il vario panini. Voi guardate su in alto il Rashi, vario panini, c'è? Vario panini, perché qui si vuole la ok, non so. Allora, la Sicilia era un uccello gigantesco e quindi aveva la faccia molto più larga, molto più alta di un uccello. E quindi poteva essere che questa faccia, il cappone, è come di questo uccello gigantesco, quindi più alto di un terra, e quindi non è più 9 più 1, ma può essere 9 più qualcosa di molto più alto. Allora, come si risponde qua? Vediamo un po' se siete ancora svegli. Allora, dice qui la Gemara. Hai detto che la faccia è larga un terra. Dice, ma c'è la faccia di questo uccello mastodontico che è molto più alta di un terra, perché non potrebbe essere quella. Allora, il cappone c'è scritto sulla faccia del cappone. Allora, quanto è alta la faccia? Allora il Talmud dice, la faccia è alta un terra. La faccia di cappone. No, la faccia è alta un terra. No, aspetta, la parla della faccia del cappone, va bene? Ma per voi faccia che cos'è? È la faccia. Una faccia qualunque, una faccia di qualsiasi essere vivente. Adesso noi siamo antropocentrici, ma non è che ci
ci stanno anche i topi che hanno la faccia, ci stanno anche gli uccelli mastodonti che hanno la faccia. Allora, se c'è un uccello gigantesco, questa faccia sarà alta magari 10 terrafini, 5 terrafini, allora se noi aggiungiamo questi 5 terrafini nella faccia dell'uccellaccio, aggiungiamo una fetta che è maggiore di 9 più 1, ma sarà 9 più 5, va bene? Vario Canino, questo è l'uccello mitologico di cui non so che cos'è, di cui parlo, va bene? Allora la Gabriela dà la risposta semplice che abbiamo già dato prima, qual è? Non va bene perché non vuole buona spinta, se abbiamo una faccia piccola, una faccia grande, noi non sappiamo quant'è la faccia che cerchiamo, se noi prendiamo una faccia minima, quella sicuramente c'è, quella grande non è detto che ci sia. Quindi rispondi di la pasta come un bello da pasta, la pasta umana da pasta. Ma quello dice Matteo, non c'è che sì, ma noi vogliamo ma noi al momento non vogliamo eliminare, vogliamo dimostrare, la luna vuole dimostrare, noi possiamo constatire la luna magari per te, ma la luna ci vuole dire, no, questo va bene, questo ragionamento di partire dalla faccia, va bene, no perché la faccia piccola, magari la faccia grande, no, il troppo male non la spinge, la visione minima questa, però la cosa deve essere meno di? Meno di un fatto, certo, infatti quello che dice la prima di ora, perché noi abbiamo detto che la faccia diciamo standard, media, quella che noi pensiamo è un terra, ma adesso dice che è una tirata che si porta del tutto attuale, si porta, vuol dire si porta, l'uccello, no, non c'è bisogno dall'uccellone gigantesco, ma è dall'uccellino, il colibrì, del tutto attuale, che è molto piccolo, l'uccellino è una faccia piccola. E quindi se è meno di un terra, di nuovo c'è il problema. Quindi questa è una contestazione alla vita. È la luna che ha detto che la faccia è un terra. Questi contestano sia un centro che nell'altro. Dico che non c'è un grande, no, che grande no è. Ah, c'è stato un cielo piccolo. Amata la fama di Jacopo. Dice la fama di Jacopo, lui viene adesso a spiegare quello che ha detto la luna. La luna tenè gamai. La luna fa un'analogia tra la parola tenè che sta qui nel cappone e la parola tenè che sta in un altro verso. Si vada, è scritto qui nel tenè a cappone, sulla faccia del cappone, o si va ed è scritto là che è tenè si sta a viva, dalla faccia di Isacco suo padre. Questa recitazione sta in versito, nello specifico, il versetto che sta in versito 27 e 30 e lì si parla alla beatà che da Isacco quel figlio, la intercessionale state veramente che sono da Isacco finì di benedire le sue cose e ecco Giacobbe era ferocito ne state davanti alla faccia di Isacco e arriva Isacco dopo aver essere andato a caccia. E questo è il contesto. Giacobbe si allontana dalla faccia di Isacco, tra l'altro notare in tutti e due i casi la parola faccia è ricordata, perché se ne spiegare? La parola faccia non si contatti molto la parola, ma quando è che è contestuale al testo che si deve dare per forza che si dà, allora lì non è spiegata. Ma il tenere a porre sulla faccia del coperto poteva benissimo dire verso coperto, anche qui è fissato perché si era andato via dalla faccia di Isacco, la verità, questo bene è più, e allora è il modo per una secondo la Vatà, per fare la realtà. Si vada, è scritto là, tenestoro, è scritto qua, e quindi la faccia di Isacco è un tema, non è né un uccellino, né un uccellaccio, quindi parla di faccia di uomo, come avete detto voi prima, in leggere questa chiamata. Adesso, se si parla però di faccia, ma ci sono altre facce che potrebbero essere la fonte, perché qui adesso dice, nelle lettere di Panuccio e Mara, impariamo dalla faccia superiore. Superiore qui non intende la vita, intende l'angelo. E l'angelo che incontra Jacopo, Dio, ed è Elohim Battisteno. Il versetto qui sta sempre in versito, che si è riferito a Jacopo, e il versetto che tanto dice, che sta in versito Lamentino 10, 33, 10, nel versetto dice, dice Jacopo,
quando incontro Esav. Interessante perché in tutti e due i versetti nel primo caso Giacobbe e Esav non si incontrano. Giacobbe esce dopo aver ricevuto la beatà di Isacco, esce e dall'altro lato della tenda entra Esav, quindi loro non si incontrano. Invece qui è l'incontro tra Giacobbe e Esaù, dopo 20 anni che sono stati separati, eccetera, l'uomo di Giacobbe, torna Giacobbe e gli manda l'offerta, e Esaù stesso comincia ad andare per lui e trova e dice no, per grazia, però ognuno va a portare. Gli ha mandato i candene, appena ho trovato grazie per occhi, dice Giacobbe e Esaù, della castanza figlia di prenderai la mia offerta, perché lei si prenda, perché ho visto la tua faccia, io ho visto te, tirò Elohim come quando ho visto la faccia di Dio, ma si intende la faccia dell'angelo, ma ti sei e ho stato di grazia. Okay? Quindi lì parla di tenere Elohim, la faccia dell'angelo, e quindi presumibilmente l'angelo non sarà, da qui però sembriamo di fatto per un uomo medio della stessa media, mentre invece l'angelo che è incontrato di Giacobbe sarà l'angelo di Poente, okay? Quindi sarà una faccia superiore alla Tebas, va bene? Quindi anche qui abbiamo la faccia di Isacco e una faccia superiore a quella di Isacco. Quindi come facciamo a sapere che dobbiamo scegliere quella di Isacco e non quella dell'angelo che incontra Esaù? Come facciamo a saperlo? Ci troppo vogliono a scrivere, visto che alla fine abbiamo la faccia grande, la faccia piccola, e allora prendiamo la piccola, e in altre parole prendiamo la faccia umana, perché abbiamo escluso gli uccelli, rimaniamo alle facce umane di cui si parla nella Torah, e tra le facce umane scegliamo quella media e non quella l'uomo medio, standard, okay? Come c'è la stessa media che in Italia sarà, non so, 165 cm di quello che è. Allora, e nella faccia c'è una stessa media che è un basta, questa faccia non è abbastanza, l'altra che fa. Adesso qui la Gemara dice nell'elettric group, quindi questa schermata è la settima vita, impariamo dal group. Il group è il cherubino. Che c'è il cherubino? Il cherubino stava sopra il cappone. Anche su cherubini stava il pace. Nell'elettric group destina il cappone giù per il cherubino. E verso il cappone saranno le facce dei cherubini. Amara Tabayakov. Dice la Tabayakov, che è quello che sta difendendo la posizione di Ravena, che questa è una parte della sua, e gli dice: venire, abbiamo imparato, essere cherubini per tutti i terra. La parte dei cherubini non sono inferiori alla terra. È vero che ci sta il cherubino sopra il coperchio, e magari vorresti pensare che hanno una dimensione diversa, maggiore o minore, e cosa no, perché noi abbiamo studiato che la facce dei cherubini sono una terra. Della luna nami neata di America. Anche la luna è stata qua. Adesso chiedo, se c'è il cherubino, cosa vuol dire la parola cherubino? Mai cherubino, qua. Ma la Diabau, dice la Diabau, che rabbia, se Cherme Valer, così vegliano rabbia. Cherubino, potrebbe avere un significato diverso da quello che noi diciamo, l'etimologia, potrebbe essere che Rub, che in ebraico devo dire? Come Rub, cos'è Rub? In aramaico Rub, la radice della parola Rub, dice la Diabau, l'aria, vuol dire, in Valerno, si chiama Yanoka, vuol dire il bambino, il neonato, è chiamato rabbia. Quindi cherub, dice la Gemara, non vuol dire cherubino, ma vuol dire che come rub, rabbia, bambino, come la faccia di un bambino. Okay? Il cherubino ha la faccia di un bambino. Amalia Baie, mi dice a Baie, è la mia età, ma se è così, il simple, per lei tanto ne ha più, ne ha tenuto, ne ha dato. C'è scritto un testo
dico subito dov'è, il testo che tanto sta in Ezechiele, sono 10 verso 14, Ezechiele sta in milioni celesti, questo è un altro dato, ma comunque è connesso con il carro celeste. La data 1000 per ne Canuco, per ne Senu, per ne Adame, per ne Ariete, per ne Lì, per ne Nesser. Le 4 facce del trono celeste, una è una faccia di uomo, una è una faccia di un cherubino, uno era la faccia di leone e l'altro era la faccia dell'aquila. Questa è la visione del carro celeste che vede Ezechiele. Allora qui abbiamo Penei Casa, Penei Grupo, Penei Seni, Penei Adam. La faccia dell'una in queste 4 facce che vede Ezechiele era come un cherubino e l'altro come era l'uomo. Allora, visto che noi abbiamo tutto fatto questo discorso che Penei faccia deve essere tutta analoghe, potrebbe essere, allora la faccia del cherubino deve essere come la faccia dell'uomo, e se la faccia dell'uomo in terra vuol dire che la faccia del cherubino è un terra. Allora è vero che è come la faccia dell'uomo risponde, e qui la chiamerà, e conclude, sì, ma le facce umane possono essere, qui ci fermiamo, la faccia da lutto e la faccia da bambino. Allora, sempre facce umane sono, ma la faccia da lutto è diversa dalla faccia del bambino. E i cherubini avevano questa faccia da bambino. Tra l'altro dice Midrash che quando questi cherubini si guardavano uno verso l'altro era un segno che il popolo era stato perdonato. Quando si davano le spalle uno oppure che guardavano non uno verso l'altro vuol dire che il popolo di Israele aveva peccato e non era stato perdonato. Io direi di fermarci qui per quanto riguarda il fatto, anche se la chiamata continua, perché ancora la discussione non è finita, e proprio dei cherubini, ma non i cherubini dell'Islam, ma dei cherubini che stanno bene all'interno in centrale, si cerca di arrivare ad altre soluzioni per l'altezza massima o minima della Sukkah. Quindi va avanti per un'altra pagina e mezzo, ovviamente non possiamo fare. Quindi io direi di terminare qui e se ci sono